Prova. Il signor Gabriele Lunardi. Amici delle edicole di Pinuccio, buonasera, siamo in diretta dal Palazzetto dello Sport Italo Bonini di Cinque Frondi, pronti per trasmettervi questa sesta giornata di campionato Serie B maschile. Qui con me come sempre commento Renato Gallo. Buonasera, buonasera a tutti. Il primo arbitro Gabriele Lunardi, il secondo arbitro Giovanni Lamantia. Corso lo starting six qui al Pallabonini di Cinque Frondi. La pallavolo Jolly Cinque Frondi affronterà Aquila Bronte Catania. Un match molto delicato per quanto riguarda la classifica. Le due squadre si distanziano solamente di un punto. In questo momento il Pallabonini di Cinque Frondi, starting six del Jolly. Quindi numero 2 Peppe Orlando, numero 5 l'altro centrale Walter Vaiana, numero 6 Matteo Bonati, il numero 8 Massimiliano Lopetrone, numero 11 Dionisio Di Pasquale, l'opposto, numero 16 Luca Degli Esposti e il libero, il numero 9 Fabio Remo, squadra allenata da mister Tonino Chirumbolo. Qual è lo starting? Bronte al servizio con il numero 5 Gabriele Cardillone, riceve Matteo Bonati per la Jolly Cinque Frondi, subito primo punto Jolly Cinque Frondi con Massimiliano Lopetrone. Walter Vaiana al servizio per la Jolly. Pallone flottante, rimbalza sulla rete, riceve il centrale del Bronte, poi la schiacciata vincente da posto 4, Andronico, 1 pari.
A servizio Penna per Bronte, riceve ancora Matteo Bonati per la Jolly. Lo Petrone è chiamato in causa, viene murato, passa in vantaggio la formazione ospite 1-2. Inquadrato Alessandro Penna. Pallone stavolta su Massimiliano Lo Petrone, degli esposti, cerca e trova il suo posto, schiacciata forte, tenuta bene in gioco dal Bronte, pallone in del muro del Bronte ed è 1-3. Ancora Penna quindi al servizio. Scende all'ultimo secondo, out però il pallone. Qualche dubbio su questo pallone. 2-3. E quindi di nuovo Jolly al servizio. Dionisio Di Pasquale. Spin per lui. Muro della Jolly, la copertura. C'è l'invasione poi di piede di Andronico. No, il pallone che tocca l'asta e pareggia la Jolly, 3 pari. Ancora Dionisio Di Pasquale quindi al servizio per la Jolly. Riceve il libero De Santis. Pallone che rimane tra le braccia di Fabio Remo. La Jolly non riesce a giocare dopo il tentativo di recupero di Remo. 3-4 quindi il punteggio. Si vanno a sentire i tifosi di casa. A servizio per Bronte il numero 3 Facchetti. Pallone però completamente out. Facchinetti. Di nuovo 4 pari. Facchetti, sì, Facchetti. Massimiliano Lo Petrone pronto al servizio. Out però. E quindi 5-4 per Bronte. Andronico al servizio, riceve Matteo Bonati. Primo tempo di Orlando. Vincente l'attacco Jolly, di nuovo parità tra le due squadre. Linea di ricezione per Bronte con De Santis, primo tempo vincente. Aquila Bronte. 5-6. E rivediamo l'azione grazie al replay della regia. Attacco vincente del numero 17. Platania al servizio. Matteo Bonati riceve e Matteo Bonati si prepara alla schiacciata, ma c'è copertura a fondo campo. Platania alza. Remo. Rimandare il pallone di là, Platania ancora a giocare il pallone, l'attacco centrale primo tempo. Tenta Walter Vaiana di recuperare il pallone, non riesce a renderlo giocabile e va avanti di 2. Bronte. Riceve la Jolly, Massimiliano Lo Petrone degli esposti, la alza per Matteo Bonati, schiaccia forte sulle mani del muro avversario, ottiene un ottimo money out, quindi 6-7. Al servizio
Luca degli Esposti. Non benissimo De Santis, Bronte costretto a sistemare questo pallone. Alza Remo in bagger per Dionisio Di Pasquale, copre De Santis. Andronico. Pipe out con Andronico e quindi pareggia la Jolly, 7 pari. De Santis ex libero del Palmi in A3. Luca degli Esposti intanto al servizio, non buona la ricezione del Bronte, la copertura a fondo campo di Lopetrone, degli Esposti poi per Di Pasquale Murato. Degli Esposti all'altro lato per Matteo Bonati, sbuccia il muro avversario ed è 8-7, vantaggio Jolly. Ancora Luca degli Esposti al servizio. La ricezione del Bronte, attacco con il numero 5. Cartillone. Pareggia subito la formazione ospite. Nove 8 per la Jolly. Matteo Bonati al servizio. Molto teso il suo servizio, pallone che torna nel campo della Jolly degli Esposti per il suo opposto, che incrocia bene e mette a segno il 10° punto. Servizio ricevuto da Bronte, attacca il numero 3 Pacchetti, 10-9. Cartillone. Out, servizio. Undici 9. Walter Vaiana al servizio. Riceve Bronte. Andronico si insacca, tenta di defibrillare, come dicono in TV, la palla Dionisio Di Pasquale, ma punto per Aquila Bronte. Numero 15 Penna al servizio. Riceve la Jolly. Primo tempo. Pallone raccolto. Dionisio Di Pasquale chiamato in causa. Alza penna in bagger. E il muro della Jolly Cicefrondi con Peppe Orlando. Altro break del Cinquefrondi, 12-10. Dionisio Di Pasquale al servizio. Si ferma sul nastro. Sì. Forza troppo il suo attacco. Pacchetti
al servizio per Bronte, spin per lui. Nastro tiene bene Fabio Remo, out, smanaccia peccato. poi Peppe Orlando per il 12 pari. Ancora al servizio Facchetti, sempre spin, stavolta out. Quindi nuovo vantaggio per la Jolly Cicafrondi. Massimiliano Lopetrone con la sua spin. Tiene bene la Jolly con Fabio Remo. Degli esposti all'indietro per Dionisio Di Pasquale. Ottiene un grandissimo punto. 14-12. Massimiliano Lopetrone al servizio, sempre spin per lui, stavolta non forte quanto prima. Forte invece l'attacco del numero 5 Bronte. Matteo Bonati con l'ottima diagonale per il 15° punto. Azione ben costruita della Jolly con questo ragazzo inquadrato, Matteo Bonati. E chiama time out la formazione ospite, il primo di questo set sul 15-12. Vediamo inquadrata la panchina Jolly con mister Tonino Chirumbolo a dare le sue indicazioni. No. Max Lopetrone al servizio, ancora spin ed è ace per lui, si aiuta con il nastro Massimiliano Lopetrone. 16-12. Eccolo quadrato Max Lopetrone con la sua spin, ancora si aiuta con il nastro e riceve il centrale del Bronte. Andronico però spreca tutto, manda il pallone out per il 17-12. Jolly avanti di 5, chiama formazione il capitano del Bronte. Andronico. E Andronico si Oh, para al tiro, non ce la fa. Il nostro libero. ha provato Fabio Remo a tenere in gioco il pallone al servizio, intanto Andronico recupera e alza benissimo De Santis, Saverio il fratello. 17-14 per Bronte.
quindi ancora Bronte al servizio, sempre Andronico. Idea di ricezione Jolly, Fabio Remo manda di là la Jolly, risponde sempre con un primo tempo la Bronte. Dionisio Di Pasquale schiaccia forte, bravo De Santis a tenere in gioco il pallone, bravo anche Fabio Remo per la Jolly, cercato ancora, bravo Dionisio Di Pasquale. Ha visto il libero De Santis a fondo campo perché si aspettava una schiacciata da parte di Dionisio, mentre Dionisio li beffa con un pallonetto. Tutta esperienza a questo punto. Mentre per la Jolly si prepara al servizio Peppe Orlando. Spin per lui, si ferma sulla rete. Quindi 18-15 il punteggio in questo primo set al Pallabonini. Servizio Platania che va out, 19-15. Luca degli Esposti ora al servizio. Quindi +1 Jolly. Duello aereo, prova a raccogliere il pallone Walter Vaiana. Poi per evitare un doppio tocco non ci va più. E quindi 16° punto a Bronte. Sabella al servizio. Bene, Matteo Bonati. Muro, un master block. Muro dolomitico che fa bene a Bronte, infatti chiama time out mister Tonino Chirumbolo sul 19-17. E andiamo sulla panchina Jolly. L'altezza di Walter Vaiana a coprire l'allenatore Jolly. Tante vecchie conoscenze qui al palazzetto quest'oggi. Sì, mi è sembrato Domenico di vedere Laganà. un gatto. Abbiamo visto Domenico Laganà, ora è passato Simone Puntorieri, tutti ex Jolly. Tanto riprende il gioco degli Esposti, cerca con un pallone un po' difficile Matteo Bonati che però fa fallo di piede. Sì. Sotto gli occhi del primo arbitro. Presente in tribuna anche l'osservatore. C'è anche un ex in tribuna, Gabriele, che gioca in A3. Servizio a Bronte, teso su Matteo Bonati degli Esposti, cerca e trova Dionisio Di Pasquale. Buona la copertura, buona sanzionata una doppia. Chiede spiegazioni il setter del Bronte. In effetti c'ha un numero che non sappiamo se è un 7 o un 1. 7? È un 7? No, Sabella è il numero 1. Però c'ha la forma del 7. Sì. Matteo Bonati al servizio, molto teso in zona di conflitto, bene De Santis. Pacchetti, schiaccia forte. Non tiene in gioco Fabio Remo. Ed è 20-19. Cartellone al servizio per Aquila Bronte.
riceve Fabio Remo, Dionisio Di Pasquale, Andronico insacca la palla, vede lontano dal muro Vaiana e spinge la palla sul petto. Aggancio dell'Aquila Bronte, 20 pari. Un bel colpo di Andronico per ottenere questo pareggio. Oh! Pallone in zona di conflitto, ci arriva un po' in ritardo Fabio Remo e non riesce ad alzare il più possibile il pallone. 20-21, passa in vantaggio Bronte. Castillone al servizio, Cartillone, pardon. Riceve la Jolly con Massimiliano Lopetrone, degli sposti all'indietro per Dionisio Di Pasquale. Buona la copertura di De Santis. Muro Jolly che sbuccia questo pallone ed è break Bronte. 20-22. Cambio in vista per la Jolly 5 Frondi. Esce Walter Vaiana, entra Antonio Melara. Con l'inquadrato il giovane Melara, 18 anni. Cartellone ancora al servizio su Fabio Remo. Pipe di Matteo Bonati, ci mettono una pezza per un pelo. Non ce la fa Facchetta. Molto complicato recuperare questo pallone, comunque un applauso ai ragazzi del Bronte che ci hanno provato. 21-22, si chiude il cambio, rientra Walter Vaiana al servizio, esce Antonio Melara ed è proprio Walter Vaiana ad andare al servizio. Concentrato il centrale di Prizzi, provincia di Palermo. Su De Santis. Muro 1 della Jolly, duello aereo. Pallone smorzato, alza Matteo Bonati, smanaccia poi Dionisio. Non c'è il tocco. Ha tentato Dionisio. Sì, ha tentato di tirare ma non... 21-23. Non era buona l'alzata di Matteo Bonati. Quindi tanto c'è un cambio, esce Penna. Sì, ed entra il numero 7. E stavolta ce l'abbiamo il 7. Ortino. Come? Ortino. È Toscano. Ortino quindi per Bronte, riceve Matteo Bonati, degli esposti al centro per Peppe Orlando. Torna il pallone nel campo della Jolly. Dionisio Di Pasquale stavolta tocca sia il muro sia le braccia di Cartillone ed è 22-23. Ed ecco inquadrato l'autore dell'ultimo punto, Dionisio Di Pasquale. Chiama tempo però l'allenatore del Bronte. Siamo in una fase calda del set. Le due squadre in classifica si distanziano solo di un punto. Fischia il secondo arbitro, squadre di nuovo in campo. Ed eccolo inquadrato nuovamente Dionisio Di Pasquale. Spin tiene numero 5. Out. 23 pari. Sì, Cartillone ha tentato un diagonale. Era un pallone, ha tirato una cartellonata. Era un pallone ricevuto in maniera insidiosa, perché comunque infatti il muro della Jolly ha dovuto saltare per evitare la spinta dell'alzatore.
Dionisio al servizio, spin ancora, riceve bene De Santis. Andronico che Non mette ce la a terra fa. un pallone ottimo. Gabriele, set point. Per Bronte. Da una situazione difficile Bronte è riuscito ad ottenere il 24esimo punto. Sabella è uscito, è entrato il numero 14, Libertà. Come? Libertà, Fabio Libertà, centrale. Alza il muro, quindi Bronte su questo 23-24 ha chiamato anche time out mister Chirumbolo, lo vediamo a colloquio con i suoi ragazzi, cerca di tenerli concentrati, cercare di non fare errori per mandare ad oltranza questo set. Facchetti pronto al servizio e occhio alla sua spin. E invece no, è un pallone flottante molto teso degli esposti per Massimiliano Lopetrone. Recuperato però il pallone, Dionisio lo schiaccia pure, mettendo in difficoltà un po' Bronte. Difende Matteo Bonati, poi Dionisio Di Pasquale. Ha annullato il primo set point. A mettere a segno il 24esimo punto Jolly. Inquadrato Dionisio Di Pasquale con la sua bomba, ha annullato il primo set point di questo match. Massimiliano Lopetrone al servizio. Spin per lui, si aiuta con il nastro, ottimo il recupero del Bronte. Andronico diagonale, cade la palla davanti agli occhi di mister Chirumbolo. Nei 3 metri 25. Andronico. Altro set point ancora a favore del Bronte, mentre si chiude il cambio. No, è uscito il numero 5 Cartillone ed è entrato il numero 6 Alberto Amato. Amato? Andronico al servizio. Jump flot per lui su Matteo Bonati che riceve bene e Matteo Bonati si prepara. Muro. Master block del Bronte che chiude questo primo set qui al Palabonini, quindi punteggio su 0-1. Abbiamo visto delle belle giocate in questo primo set mentre noi eravamo in fase di rodaggio, perché abbiamo avuto qualche piccolo problema pre-diretta. L'importante è che ci state vedendo e seguendo. Diteci anche come si vede, se ci state vedendo bene, se ci state sentendo bene. Lasciateci un commento sulla pagina Facebook Edicole di Pinuccio o sulla pagina Instagram Edicole di Pinuccio, il nostro sito www.edicoledipinuccio.it. Mentre purtroppo inizio set avete visto qualche replay, adesso non possiamo più mandarne, altrimenti rischiamo di far saltare la diretta. Ogni tanto qualche piccolo problema tecnico ce l'abbiamo. Cercheremo di trovare il miglior rodaggio.
anche perché settimana prossima, saluti a Torino ovviamente, settimana prossima la nostra regista tornerà, la Jolie sarà ospite del Lamezia. Mentre vediamo i risultati della scorsa giornata, la Jolly Cinquefrondi ha perso in rimonta contro la Universal per 3-2. Siracusa ha vinto sempre 3-2 contro Gupe Volley, un altro 3-2 quello di Aquila Bronte che perde 2-3 contro la Tonno Callipo Vibo Valencia. Poi Volley Catania ha vinto per 3-0 contro Partinico Palermo, Raffaele Lamezia 3-0 contro Volo Saber Palermo, Costa Dolci Papiro ha perso per 3-0 contro Letojanni. Mentre in questa giornata abbiamo un big match, quello delle due capoliste, la Raffaele Lamezia contro Volley Letojanni, poi Jolly Cinquefrondi contro Aquila Bronte che stiamo vedendo, Partinico Palermo contro Siracusa, Universal Catania contro Costa Dolci Papiro, Volo Saber Palermo contro Gupe Volley, Letojanni contro Raffaele Lamezia, l'ho detto prima, poi Tonno Callipo contro Volley Catania. Squadre di nuovo in campo per questo secondo set, vedremo chi avrà la meglio. Abbiamo visto un bel primo set qui al Pallabonini di Cinquefrondi. Bronte in campo con Sabella, l'alzatore, Facchetti, Andronico, Cartillone che è il numero 5, Penna, centrale, il libero De Santis. Numero 3 l'hai già detto tu, sì. Numero 15 Penna, ci siamo? Sì, abbiamo detti tutti. Matteo Bonati al servizio, secondo set. Tutto pronto. Gialli in campo con il solito 6, Bonati degli esposti Remo, l'inizio di Pasquale, Peppe Orlando, Walter Vaiana. Il libero De Santis non riceve bene questo pallone, parte bene la Jolly Cinquefrondi con questo ace 1-0. questa volta tiene alzata ad una mano. Primo tempo 1 pari. Primo tempo era leggibile questo primo tempo, forse poteva fare qualcosa in più la Jolly. Cartillone quindi per Bronte sull'1 pari. Su Matteo Bonati, Massimiliano Petrone. Bravo. Doppio tocco, muro e libero. Walter Vaiana ora al servizio. Pasticcio dell'Aquila Bronte.
Walter Vaiana lasciano sfilare e finisce a fondo campo. Penna al servizio per Aquila Bronte. Su Massimiliano Lo Petrone, duello aereo. E pasticcio questa volta dalla parte della Jolly, Gabriele. Sì, brutta ricezione, ha permesso al giocatore del Bronte di saltare e mettere a terra un pallone d'oro. Ed è ancora Penna quindi al servizio. Passetti prima della battuta, preso di mira Massimiliano Lo Petrone, ma guarda cosa sfoggia la Jolly Cinquefrondi. Era inginocchiato Luca Degli Esposti per alzare questo pallone, trova il suo centrale Peppe Orlando che è bravo a mettere a terra. Aveva perso? Sì, no. Giustamente era inginocchiato, era di appunto, spalle, stava cercando. Dionisio al servizio. Pin per lui. E stavolta torna il favore il Bronte con questa ricezione che va a finire a fil di rete. Ne approfitta la Jolly per ottenere il quinto punto e break. Le Aquile della Jolly. Derby di Aquile. Derby di Aquile. Dionisio Di Pasquale al servizio. Riceve bene il numero 5. Primo tempo non ci arriva. L'errore. Il pallone supera il centrale. 6-3. E ci può stare ogni tanto un errore del genere. Errore di costruzione. Sì. Time out chiesto dal coach dell'Aquila Bronte. Siamo sempre in Serie B, quindi qualche errore del genere non si può aspettare. Inquadrata alla panchina Bronte che ha chiamato time out il coach a dare le giuste informazioni ai suoi ragazzi. Sei 3 squadre di nuovo in campo. Andronico Murato, non c'è nessuno dalla parte opposta. Palla finisce in campo. Compatto, solido il muro Jolly in questa fase. 7-3. Primo piano per Dionisio Di Pasquale, pronto al servizio. Questa battuta spin forte, esce out. Di poco. Il 7-4 è il punteggio. Facchetti al servizio. C'è Matteo Bonati, ancora un altro pallone recuperato. Buono il recupero di Fabio Remo, poi duello aereo degli Esposti all'indietro per Dionisio Di Pasquale, muro del Bronte. Dai. E non c'è intesa tra i giocatori della Jolly. Era una bella azione, peccato per questa intesa mancata a concluderla. Sì, era lì, erano in due, Libero e Remo e Luca Degli Esposti. Sì. Degli Esposti ha lasciato a Remo, ma la seconda è dell'alzatore. 7-5 linea Out. di ricezione Jolly. Out il pallone e ottavo punto. Di pochissimo out. Pronto Massimiliano Lo Petrone.
Vediamo se forzerà. Sì, spin per lui. A filo proprio. Pallone comunque ricevuto. E primo tempo vincente della Jolly Cinquefrondi per il 9-5. Cambio. Esce il numero 5, Cartillone. Entra il numero 7, Davide Biagio Ortino. Eccolo inquadrato, pronto a ricevere. Spin per Lopetrone, questa volta si ferma sulla rete. 9-6. Andronico al servizio. Riceve la Jolly degli esposti per Matteo Bonati. Non riesce a Pallonetto. fare un pallonetto. Sabella dietro, pallone spinto. Si lancia Fabio Remo. Matteo Bonati stavolta forza l'attacco. Sabella all'indietro. Buono, buonissimo la schiacciata Di Facchetti. di Facchetti. La palla girava un po'. Ed è 9-7. Jolly avanti di 2. Salutiamo a Torino, Gabriele. Ho già salutato a fine primo set. Io ero senza cuffie. Ti ho anticipato. Andiamo Andronico in al ricezione servizio. con la Jolly. Su Matteo Bonati che riceve bene. Rimanda di Prima là. intenzione di Luca degli Esposti che vede un bel buco al centro. Bravo, ogni tanto questi colpi ci stanno. Poco telefonati. E Pepperlando pronto al servizio. Spin per lui. Out. Si è dovuto spostare Facchetti, quasi colpito. 10-8. Platania al servizio. Pallone teso su Matteo Bonati. Walter Vaiana. Si addormenta qua Bronte. Ed è l'11° punto per la Jolly Cinquefrondi. Con Luca degli Esposti al servizio. Si ferma sul nastro. Troppi errori al servizio in questo set per la Jolly. Mentre si prepara Sabelli, entrambe le squadre quindi in +1. Sempre tesa su Matteo Bonati, l'attacco centrale di Vaiana, la copertura di degli esposti Vaiana in bugger per Matteo Bonati che però tocca la rete. Sì. Al momento della schiacciata. Ed è 11-10. Non riesce a frenare la corsa. Sabella al servizio per Aquila Bronte. Su Remo. Vaiana ci mette una pezza, poi un pallone basso per Dionisio Di Pasquale ed è 11 pari. Sottotono in questa fase la Jolly. Chissà se mister Tonino Chirumbolo sta pensando a un time out, sembra di no. E quindi serie positiva. Bronte ancora al servizio con il suo alzatore. Tesa sempre su Matteo Bonati, ostacolato poi Fabio Remo proprio da Matteo Bonati. 11-12. Bruttissima questa ricezione della Jolly. Eh sì, infatti time out chiamato da mister Chirumbolo.
molto arrabbiati in panchina Jolly. Si sentono le urla di Tonino Chirumbolo fino a qui. Ancora Sabella al servizio per Bronte. Riceve Fabio Remo, alza in bugger degli esposti per Matteo Bonati a tutto braccio, però out il suo colpo. 11-13, break Bronte. È il primo break di Bronte in questo set. Ancora Sabella, sempre teso su Matteo Bonati, degli esposti ad una mano per Walter Vaiana, un fallo di penna. Che tocca la rete e quindi accorcia le distanze la Jolly. 12-13, Matteo Bonati al servizio. Pallone flottante per lui, ricevuto da Andronico. Ortino a schiacciare Finisce. forte sul muro, doppia. Ed è 13 pari il punteggio. Qualche lamentela, Renato? Sì, di 6 tocchi. A quanto pare il pallone non aveva toccato il muro della Jolly, ma il nastro davanti agli occhi dell'arbitro. Tanto si gioca degli esposti. Bella l'alzata per Massimiliano Lopetrone. De Santis a fondo campo, Sabella in bugger per la pipe di Andronico. Fabio Remo, poi degli esposti, poi Di Pasquale per il mani out, e passa in vantaggio la Jolly 5 Prondi. 14-13. Continui i capovolgimenti di risultato. Di nuovo Bonati al servizio. Sabella, attacco centrale, la riprende la Jolly. Massimiliano Lopetrone, Andronico a fondo campo. Massimiliano Lopetrone che piazza questa palla all'incrocio del posto 1, si distende Andronico ma non riesce a tirarla sufficientemente su. 15-13, break stavolta della Jolly, che adesso è al servizio con Matteo Bonati. Mentre si asciuga il campo del Bronte, noi vediamo inquadrato Matteo Bonati. Buono il suo pallone flottante su Andronico. Di Pasquale per la Jolly, tocca il muro il numero 3 Facchetti ed è 16-13. C'è un cambio. Eh sì, Facchetti sottotono, cambio, esce Facchetti. Facchetti ed entra il numero Amato. 6 Amato. La battuta di Matteo Bonati, c'è il numero 7 del Bronte, proprio Amato a mettere a segno il 14° punto del Bronte. In discesa dal muro, porta fuori tempo la copertura della Jolly, il muro scavalcato da un pallonetto. Spezza la serie positiva della Jolly. Bronte destra del servizio con Ortino. Pallone ricevuto da Lopetrone ad una mano degli esposti per Dionisio Di Pasquale, che mette a segno 17-14. Stavo cercando di capire cosa chiamavano. C'era anche un'invasione del muro in...
17-14 quindi il punteggio. Walter Vaiana al servizio. Non buona la ricezione del Bronte, poi ci mette una pezza Andronico. Matteo Bonati in bagger per Dionisio Di Pasquale, tocca il muro, De Santis, Sabella all'indietro, Doppia. il muro a Jolly, mani out. 17-15. Punto ottenuto da Amato. Adesso al servizio il numero Penna. 15 Penna. Lunga. Out, completamente out il servizio di Penna. Penna disegna una traiettoria molto lunga. Sì, ha disegnato proprio a mano libera. Tanto Zialdo non ci sente, qua, no? Dionisio Di Pasquale al servizio, spin per lui. Primo tempo tenuto Bravo. da Dionisio Di Pasquale, alza remo per Proprio Dionisio, per molto Dionisio. arretrato. La schiaccia comunque. Sabella in bagger per Andronico. Andronico. Forte il colpo su Fabio Remo e free ball. Vediamo come la sfrutta Bronte. Sabella con Andronico chiamato in causa e stavolta mette a segno. Caspita, Occasione di caspita. piede, certo. È entrato con tutto il corpo, si è appoggiato sulla rete. Non abbiamo purtroppo i replay. Si lamenta Sabella con il secondo arbitro, ma si è portato a casa la rete. Comunque ricordiamo a chi ci segue da casa che con YouTube possono tornare indietro un po', si possono riguardare la scena. Dato che non possiamo avere il replay quest'oggi. Correggo il risultato, 19-15. Servizio Jolly con Di Pasquale, molto teso. Col petto al centro del Bronte. Bravo qui Massimiliano Lopetrone, il volo di De Santis e free ball. Lunga. Bonati. Lopetrone murato, monster block. Non passa Massimiliano Lopetrone. Platania. A mettere il muro. 19-16. Amato al servizio. C'è Lopetrone, non benissimo. Dionisio a tutto a Bene. braccio. Ancora 2 monster block consecutivi del Bronte. 19-17. Dionisio chiede copertura. Certo. Necessaria, necessaria. Qualche tuffo in più. Qualche sforzo in più per la Jolly. Ancora Amato. A fondo campo quasi Matteo Bonati. Delle esposte all'indietro per Dionisio Di Pasquale. De Santis, Sabella, Andronico murato. C'è la copertura di Amato. Sabella ancora indietro per Andronico. Colpisce le mani del muro avversario. Mani out ed è 19-18. Fasi altalenanti in questa partita. Un po' Jolly, un po' Bronte. Chiama formazione il capitano Dionisio Di Pasquale. E ancora Amato pronto al servizio. Andiamo in ricezione con la Jolly. Su Fabio Remo. Lopetrone passa questa volta e sceglie di passare nel momento giusto. 20-18. Il centrale che porta via il muro e fa saltare Lopetrone con muro 1. E non si fa pregare 2 volte Massimiliano per
bucare. Proprio Lopetrone ad andare al servizio. Spin per lui. Buona. Molto forte, pallone che torna nel campo della Jolly, salta Matteo Bonati e mette a segno il 21esimo punto. 21-18. Quindi ancora Jolly al servizio, ancora Massimiliano Lopetrone, ma c'è time out chiesto da Bronte. Intanto salutiamo anche tutti i tifosi di Bronte che ci seguono e ringrazio, colgo l'occasione per ringraziare. Scusa, se tu saluti i tifosi di Bronte, basta fare con le mani così se sono di Bronte. Non l'hai capito? No. Poi te la spiego. Dicevo, colgo l'occasione per ringraziare il social media manager del Bronte che ha condiviso la diretta. Può darsi pure che sia qua al palazzetto, ma comunque se ci sta seguendo da casa ha sentito i nostri ringraziamenti. 21-18, squadre di nuovo in campo dopo questo time out. Spin per Lopetrone, riceve bene Andronico. Sì. E Andronico Tiene. peccato, Peccato. c'era stata buona difesa del libero Remo, ma Sì. un fallo a rete. Blocca tutto, 21-19 con Andronico al servizio. Pallone ricevuto da Fabio Remo, l'attacco centrale di Peppe Orlando, pallone recuperato, free ball Jolly, negli esposti per Matteo Bonati, è in l'attacco, è in. 22-19. Chiede spiegazioni Andronico, adesso parla Sabella sotto il seggiolone dell'arbitro. Orlando al servizio, Pallone flottante questa volta per lui. Sabella Andronico non Dirige. può forzare. Matteo Bonati, Tiene De Santis. difesa De Santis. Mancino da posto 4, poi Matteo Bonati per la Jolly, ancora in. Identica alla precedente, stesso punto del campo. 23esimo punto per la Jolly. Due palloni uguali, due schiacciate uguali per la Jolly. Tutte e due in quell'angolino di campo. Ancora Peppe Orlando al servizio. Out però, Per un attimo. di poco, di poco. 23-20. Centimetro in meno. Sì. E cambio per Bronte, esce Penna con il numero 15, entra con il numero 14, Libertà. Fabio Libertà. Mentre al servizio si prepara Platania. Lunga. Out. Errore qua del Bronte al servizio. 24-20, 4 set point disponibili per la Jolly. Luca degli esposti al servizio. Le indicazioni di mister Tonino Chirombolo. Insieme a Andronico. Pallone un po' così così. Out. È out. E finisce il secondo set qui al Palabonini di Cinquefrondi. Si ricomincia da capo, uno pari. 1-1, è come si direbbe nel calcio, palla al centro, in questo caso palla a fondo campo.
Pasquale Arena inquadrato, centrale della Jolly infortunato, indisponibile. E Giuseppe Arena per gli scout. Lo staff della Jolly Cinquefrondi. Abbiamo visto i risultati della scorsa giornata, abbiamo visto chi sta giocando in questa giornata a fine primo set. Adesso l'inquadratura per mister Tonino Chirumbolo, sempre in ginocchio. Bellissima questa inquadratura offerta dal cameraman di giornata Francesco Bonini. Vediamo la classifica. Con la Raffaele Lamezia prima, 15 punti, punteggio pieno assieme a Leto Ianni, poi Costa Dolci Papiro 9, Jolly Cinquefrondi a 9, segue Siracusa ad 8, Universal Catania 8, Aquila Bronte a 8, quindi sono tutte raccolte lì. Sono 1, 2, 3, 4, 5 squadre, sì, tutte raccolte in un punto, 2 punti. Poi Partinico 5 punti, Gupe Volley a 4 punti, nona posizione. Le ultime 3 sono Volley Catania con 3 punti, Vibo Valencia con 2 punti e Volo Saber Palermo con un punto che ha ottenuto contro la Jolly Cinquefrondi in casa alla seconda giornata. Ed è stata tra l'altro la prima vittoria della Jolly in questo campionato, in rimonta da 2-0 a 3-2. Squadre pronte a rientrare in campo. Per questo terzo set. Vediamo chi c'è in campo per Bronte. Solito 6 mi sa, quindi Penna, Sabella, Pacchetti, Andronico, Cartillone e libero De Santis e Platania. Quindi rientra in campo Cartillone dopo aver lasciato spazio ad Amato nello scorso set. La Jolly ormai è un roster da recitare a memoria. Lopetrone, Fabio Remo, Peppe Orlando, Di Pasquale, Vaiana, Matteo Bonati e degli esposti. Andiamo sotto rete con questa inquadratura. Numero 5 Cartillone al servizio. Si tuffa Fabio Remo, si distende. Bravissimo Fabio Remo a recuperare questo pallone. Era out, la prende lo stesso. Oh, Master Block! Walter Vaiana! Cosa caccia dal cilindro Walter Vaiana? 1-0 per la Jolly Cinquefrondi. Proprio Walter Vaiana ad andare al servizio. Sul numero 5 Bronte, l'attacco centrale che però è out. 2-0 per la Jolly, parte subito bene la Jolly con un break. Qualche protesta accennata del Bronte, richiamato il capitano sotto il seggiolone, il numero 1, l'alzatore Sabella. Te ne dico un altro, l'ha chiamato di Bronte.
Di fronte. Ah, L'ha capita. l'assonanza, l'assonanza. Linea di ricezione inquadrata. Walter Vaiana su De Santis. Andronico. Oddio, out. Era un pallone difficile. Era di pochissimo. Non c'era la forza dello schiacciamento perché era una palla lenta. 3-0. Una palla molto più veloce sarebbe stata chiamata in per lo schiacciamento. Sì. Ancora Walter Vaiana per la Jolly. Che si ferma sul stavolta nastro. Ha tentato un altro pallone teso il centrale di Prizzi, Palermo. Salutiamo tutto Prizzi come sempre. Anche il paese a fianco. Penna al servizio. Matteo Bonati. Bene. Oh, pallone arretrato, lo colpisce ugualmente Dionisio Di Pasquale. Andronica. Schiaccia forte. Andronico. Bravo Matteo Bonati. E poi il bugger rovesciato, Fabio Remo. Free ball. C'è il fallo però di Massimiliano Lopetrone. Quindi 3-2 il punteggio. Ancora Penna al servizio con i suoi palleggi. Stavolta disegna una buona traiettoria degli esposti. Monster block su Dionisio Di Pasquale. Andronico ben appostato. Pareggia Bronte, 3 pari. Ancora Penna al servizio. Sempre in quella zona. Primo tempo Jolly. Buona. Recupero, bravo Sabella. Muro Jolly, la prende Fabio Remo. Degli esposti per Dionisio Di Pasquale. Sabella, ci arriva Penna però in bugger. Pallone che rimbalza sul nastro. Alza Fabio Remo all'indietro, un pallone un po' arretrato per Massimiliano Lopetrone. È stato bravissimo ugualmente ad attaccare questo pallone. Ha fatto andare fuori tempo il muro. 4-3 per la Jolly, inquadrato Massimiliano Lopetrone. Dionisio al servizio con la spin. Tesa. Primo tempo, Muro Jolly. De Santis. Andronico chiamato in causa. Buona la schiacciata. Cade davanti alle braccia di Fabio Remo. Ed è di nuovo parità tra le due squadre. 1-1 di set, 4-4 di punteggio. Mentre si asciuga il campo c'è Pacchetti al servizio. Riceve Matteo Bonati per la Jolly, duello aereo, rimanda di là degli esposti. Pacchetti chiamato in causa, prova ad arrivare su questo pallone degli esposti, non ce la fa. Pallone accompagnato. 4-5. Qualcosa di discutibile. Infatti il capitano Dionisio Di Pasquale sta parlando con il primo arbitro. Molte scelte discutibili dell'arbitro. Pacchetti al servizio. Si aiuta con il nastro, ci arriva
Lopetrone poi schiaccia, ma c'è il nastro per Dionisio Di Pasquale. 4-6, break Bronte. Ancora Facchetti al servizio. Fatica un po' la Jolly con questa rotazione del Bronte. Si ferma sulla rete però il suo servizio. 5-6. Si riporta a -1 a Jolly 5 frondi di Mister Chirumbolo. Servizio con Massimiliano Lopetrone. Primo piano per lui. Forte spin, la palla scende ed è ace. Decidetevi ragazzi del Bronte, perché c'è chi la chiama in, c'è chi la chiama out. E pareggia la Jolly, 6 pari. Facchetti l'opposto l'ha vista fuori di un bel po', poi c'era Sabella a dire che era in. Spin ancora per Massimiliano Lopetrone, forte su Andronico, duello aereo vinto dal Bronte, in più pure Peppe Orlando ha toccato la rete. 6-7. Tonino Chirumbolo inquadrato. Andronico al servizio. Pallone flottante su Fabio Remo, degli esposti, attacco centrale, l'Orlando furioso. 7 pari. E inquadrato Peppe Orlando, pronto per andare al servizio. Ovviamente salutiamo tutta la famiglia Orlando che ci segue sempre a Roma e a Cetraro. Oh, out questo pallone di poco, pochissimo. 7-8. Servizio Bronte, la gioca da Jolly, Matteo bravo Bonati, Matteo Bonati, bravissimo ad ottenere questo money out. Pareggia di nuovo la Jolly, 8 pari. Dialoghi sotto rete, chiamati i due capitani. Il 5 tra Matteo Bonati e Sabella. Solo loro possono sapere cosa. Luca degli Esposti. Recupera la Jolly, free ball. De Santis dietro, forte l'attacco di Facchetti, tocca la rete, il muro della Jolly. 8-9. Cambio per la Jolly, chiamato in causa Antonio Melara, quindi esce Walter Vaiana. Sabella al servizio, +1 in entrambe le squadre. Out però il servizio, 9 pari. Matteo Bonati al servizio. Non una buona ricezione del numero 5 Bronte. Facchetti schiaccia, ma è out. Senza muro poteva fare decisamente meglio. Al posto del Bronte. Era tanto, guarda.
È Jolly che passa in vantaggio qui al Palabonini in questo terzo set. Matteo Bonati al servizio, sempre in quella zona. Facchetti a tutto braccio sul muro, a fondo campo Matteo Bonati, poi Dionisio Di Pasquale, la prende Andronico e poi Facchetti costretto ad una free ball. Lo Petrone, l'attacco centrale di Antonio Melara. Facchetti, la parata di Fabio Remo, che però finisce out. 10 pari. Asciugare il campo Bronte. De Santis a consegnare il pallone a Cartillone, pronto al servizio su questo 10 pari. Out però, altro errore al servizio per Bronte e Jolly che passa avanti di uno. (11-10). Pronto al servizio Antonio Melara. La carica del pubblico Jolly che al Palabonini, molto teso, mette in difficoltà Bronte. Andronico schiaccia, tocca pure Matteo Bonati. 11 pari. Buoni i riflessi sotto rete del Bronte. Penna Servizio di al Penna. servizio. Degli esposti all'indietro per Dionisio Oh. Di Pasquale. Buona la difesa di Isabella. Andronico chiamato in causa, pallone rimandato nel campo della Jolly. Degli esposti ancora per Dionisio Di Pasquale, forte, sempre un'altra difesa del Bronte. Pallone così per Andronico che non può forzare, Non ci arriva la giocata. Andronico su questa alzata. 12-11 quindi qui al Palabonini. Ride Sabella con Andronico. Dionisio Di Pasquale al servizio. Spin per lui. Tesa, si aiuta con il nastro. De Santis l'ha sistemata con una mano Sabella. Poi Dionisio Di Pasquale tutto a braccio. Non tocca il muro del... Sì, si impenna la Bronte. palla. Tocco di Andronico. 13-11. Possiamo dire che ha fatto la manicure Dionisio Di Pasquale. Non so se sulle mani o muro. sulla testa, veramente. Il capitano della Jolly al servizio, Dionisio Di Pasquale, sul 13-11. Sempre spin per lui. Out però. Questa si poteva anche chiamare. 13-12. Perché era a fil di linea, la palla era forte, quindi c'è stato lo schiacciamento. Ci voleva... Il check. Facchetti intanto al servizio, spin per lui. Riceve bene Fabio Remo, degli esposti all'indietro per Massimiliano Bravo. Lo Petrone. Bravissimo Da Massimiliano. Bravo Max in questa occasione. È pronto anche per andare al servizio. Ha visto quello spiraglio in diagonale, pallone corto. Break per la Jolly. Vedremo se tenterà la spin Massimiliano Lo Petrone. Sì. Out però. È sempre lì comunque il pallone. 14-13. Cambia in vista per Bronte, esce il numero 4 Andronico, entra il numero 7 Ortino.
Ortino al servizio, pallone su Fabio Remo, flottante degli Esposti, cerca e trova Matteo Bonati, mette a segno per il 15° punto e altro break per la formazione di casa. Rientra Antonio Melara al posto del libero. 15-13, Peppe Orlando al servizio, riceve Cartillone che poi smanaccia, ma c'è il fallo di Luca degli Esposti, no, di Antonio Melara mi sa. 15-14, fortunato qui Bronte. Troppi falli a muro. Out il pallone di Ortino e Jolly di nuovo in break. +1 Jolly. Luca degli Esposti al servizio. Incezione del Bronte, cercato e trovato l'opposto, forte, recupera Dionisio Di Pasquale, Luca degli Esposti a rimandare di là. Gli applausi del Palabonini, forte ancora la schiacciata, bravo Fabio Remo qui. Dionisio Di Pasquale, poi De Santis in tuffo, Cartillone recupera degli Esposti. Dall'altra parte per Matteo Bonati. Si chiude questo lungo scambio tra le due squadre. 17-14. Ne abbiamo viste delle belle in questa azione. Pronto Luca degli Esposti ancora al servizio. C'è Cartillone, chiamato in causa Murodi! Antonio Melara. Mi son perso l'esultanza di Melara da mandare in diretta. L'urlo di gioia di Melara. E il time out chiesto dalla formazione ospite su questo 18-14. Ecco inquadrata la panchina Jolly Cinquefrondi. Tonino Chirumbolo parlare con i suoi. Mentre vi ricordo di passare dalle nostre pagine social Facebook e Instagram Edicole di Pinuccio, nostro sito www.edicoledipinuccio.it. Iscrivetevi al canale YouTube Edicole di Pinuccio e attivate la campanellina per ricevere tutte le notifiche. (18-14), squadre di nuovo in campo dopo questo time out. Bronte, Luca degli Esposti al servizio. Pallone teso su Cartillone, non bene la sua ricezione, bene però il pallone per lui. Matteo Bonati in bagger, poi costretto alla free ball Dionisio Di Pasquale. De Santis chiamato in causa l'opposto, il numero 5, ma c'è un nuovo fallo della Jolly a rete. 18-15. Tanti gli errori durante il salto a muro per la Jolly Cinquefrondi. (18-15). Sabella al servizio. Pallone su Fabio Remo, degli Esposti, cerca e trova Dionisio Di Pasquale, che a sua volta trova le mani del muro avversario per il 19° punto. 19-15 quindi il punteggio. Matteo Bonati pronto al servizio, andiamo in ricezione. Bronte
su Cartillone. De Santis ad alzare per Facchetti. Raymond Bagher per Dionisio Di Pasquale, ancora una volta sbuccia alle mani del muro avversario per il 20° punto. Jolly a più 5. Bello l'urlo di Luca Degli Esposti questa volta verso i suoi tifosi alla sua seconda partita qui al Palabonini con il pubblico. Ancora ricezione del Bronte. Non bene Ortina, fortunato però nel rimbalzo sulla rete. Oh, spreca tutto Massimiliano Lopetrone, molto frettoloso qui, ha preso un po' dalla foga. 20-16 il punteggio. Cambio in vista per Bronte, esce il numero 7 Ortino ed è rientrato Andronico. Pronta al servizio Cartillone. Di gestione Jolly, Fabio Remo. Negli esposti per Max Lopetrone. Cartillone a fondo campo per Andronico. Fabio Remo. Poi Bonati per Max Lopetrone. La copertura di Melara. In Bagher Remo per Dionisio Di Pasquale. Trova un giusto spiraglio. Buona la difesa del Bronte. Poi il Bagher di Melara a cercare di recuperare questo pallone. Alla fine non ce l'ha fatta. 20-17. Si va a asciugare il campo della Jolly mentre andiamo sotto rete con i tre del Bronte a dialogare. Facchetti, Andronico e Penna. Adesso time out chiesto da mister Chirumbolo e ci sta dopo una serie positiva del Bronte. 20-15, 20-16, 20-17, 3 punti consecutivi del Bronte. Ecco inquadrata la panchina dalla formazione siciliana. Bronte al servizio ancora con Cartillone. Riceve Fabio Remo, degli esposti, pipe di Matteo Bonati, ottimo il tuffo. La gioca la Jolly, l'alzata all'indietro di Remo con Lopetrone che ottiene il money out. 21-17. Antonio Melara al servizio. Su Andronico. Non buona la ricezione di Andronico che poi tenta di recuperare il pallone in extremis del 22-17. Antonio Melara al servizio. Andiamo in ricezione. De Santis. Buona la schiacciata vincente i Facchetti per il 18° punto Bronte. 22-18. Penna è pronto al servizio. Degli esposti sistema il pallone con il primo tempo di Peppe Orlando. Oh, bravo Bronte qui
ad aggiustare questo pallone e a trovare la parte libera di campo della Jolly. 22-19 in questo terzo set al Pallabonini di Cinquefrondi. Sono le 19:33. Penna ancora al servizio. Servizio lungo su Matteo Bonati. Degli esposti per Dionisio Di Pasquale. Buona la difesa. Ancora Matteo Bonati a fondo campo, degli esposti ancora per Dionisio Di Pasquale, che però manda il pallone out. 20 i punti del Bronte, 22 quelli di Jolly Cinquefrondi. Tre punti recuperati dal Bronte. Riceve Lopetrone, degli esposti chiama in causa proprio Lopetrone. Pacchetti, possibile un fallo. Poi Dionisio Di Pasquale, ancora l'altra difesa del Bronte. Degli esposti all'indietro per Dionisio Di Pasquale, ennesima difesa del Bronte, duello aereo. Poi Peppe Orlando, degli esposti, cerca la pipe di Matteo Bonati e stavolta va a segno l'attacco della Jolly Cinquefrondi. 23-20, lungo scambio tra le due squadre, tante difese del Bronte. Dionisio Di Pasquale al servizio, ma chiama time out Bronte. Aveva preso il ritmo Bronte, l'ha spezzato in questo momento la Jolly. Il coach della formazione siciliana approfitta per chiamare il secondo time out a sua disposizione. Ti ricordi di quando una volta erano disponibili time out tecnici a 8 punti e a 16 punti? I time out tecnici in B, B1 e B2. Poi in Serie A è stato aggiunto il check, quindi hanno deciso di eliminare time out tecnici e li hanno eliminati anche dalla B. 23-20, squadre di nuovo in campo. Quadrata Dionisio Di Pasquale al servizio. Spin per Dionisio, non forza più di tanto, riceve De Santis. Andronico non ce la fa a passare. Sulla rete proprio. E 24esimo punto della Jolly. 4 set point. Come nello scorso set, 4 set point a disposizione dal 24-20. Lo sguardo di Dionisio Di Pasquale. Spin per lui. Su Cartillone che tiene bene. Andronico schiaccia bene. Scavalca il muro Jolly. Annullato il primo set point, 24-21. Io lo chiamo sempre a femminile. È Andronico. Pacchetti al servizio dalla parte opposta. Intanto c'è un cambio. Esce il numero 1 Sabella ed entra il numero 14 mi pare. 14. Fabio Libertà. Ce l'avevamo già. Servizio spin forte, buona. Tiene bene Fabio Remo, degli esposti al centro, pallone che si insacca. Prova, ci siamo? C'è qualcosa che non torna. Sì, c'è l'audio ora? Sì. Prova.
Prova? Ci sono. Ci sei? È alto però, è alto. Però non ci sentiamo. Così ci dovremmo sentire e ci sentite anche voi. Un pochino basso, ma va in saturazione qualcosa. Prova? Ok, mo è ristabilito. Ok, ci risiamo, ci risiamo. Con l'audio ci risiamo. È arrivata una pallonata all'improvviso qua in tribuna. I giocatori che si stanno riscaldando. Abbiamo visto inquadrato il primo arbitro, Gabriele Lunardi. Bronte dalla vostra sinistra, a sinistra dei vostri teleschermi. Secondo arbitro adesso Lamantia, pronto a fischiare l'inizio del quarto set. Squadre pronte a rientrare in campo. Qualche indicazione ancora di mister Tonino Chirumbolo? Coppia di segnapunti. Francesca e Rossella. Platania, Penna, Sabella, Cartillone, Andronico, De Santis e Facchetti. Solito 7 per Bronte. Confermata anche, come sempre, la formazione della Jolly 5 Frondi, che parte al servizio con Matteo Bonati. 2-1 di set. Muro Jolly. Pallone è in davanti agli occhi di tutti. Oddio, non era, il numero 3 Facchetti non era molto convinto. Increduli non i era giocatori molto del Bronte là davanti. Non era molto convinto. La richiesta di out. sì. Non ha accennato neanche alla protesta. Il secondo arbitro era là. Matteo Bonati ancora per la Jolly. Oh, sbuccia De Santis. Ace sporco di Matteo Bonati, 2-0. Ancora Matteo Bonati per la Jolly. Riceve Cartillone. Sabella, primo tempo Murato. Platania. Oh, bella la schiacciata vincente. Facchetti per accorciare le distanze. 2-1. Cartillone al servizio. Io non mi sento però. Riceve Matteo Bonati. Primo tempo. Ce la fanno, sì, ce la fanno. Bel recupero. Lopetrone. Out però. No, era out. Dai. Era in? No, era out, però dico che si protestano i giocatori del Bronte se l'hanno vista tutti, per dire.
A me è sembrata in, Gabriele. L'ho vista out, davanti agli occhi di tutti. 3-1. Era un pallone molto lento. Walter Vaiana al servizio, che torna titolare dopo il cambio con Melara. Non riesce ad arrivare su questo pallone Lo Petrone, e quindi 3-2. Platania al servizio. Riceve Lo Petrone per la Jolly, non bene. Spinge questo pallone e poi il pallone che danza sulla rete. Degli esposti, il pallone troppo... Sì. Comunque è riuscito Lo Petrone, non si sa come rimandare di là. Si tuffa Fabio Remo. Degli esposti con i pugni e free ball. Vediamo come la gestisce Bronte. Sabella per Andronico di nuovo. Muro della Jolly sul che muro. Sì. L'ha visto ben piazzato il muro della Jolly e quindi sceglie il colpo forte per il 3 pari. Le mani non ben piazzate, il rimbalzo finisce a fondo campo. Schiaccia forte Lo Petrone per il 4-3. Ed è pronto Dionisio Di Pasquale al servizio. Spin per lui, si ferma sulla rete. 4 pari, a punto le due squadre. Facchetti che si prepara al servizio. Buona la ricezione di Lo Petrone, l'attacco centrale, primo tempo vincente di... Sì, il tocco del numero 15 Penna che si accusa. Dopo il colpo di Peppe Orlando, 5-4. Visto la ricezione di Lo Petrone, si è sentito il colpo, no? Preso proprio le braccia in pieno. Lo Petrone inquadrato al servizio per la Jolly, spin. Tiene bene Andronico, chiamato in causa anche per l'attacco, sbuccia le mani del muro avversario. 5 pari. Muro della Jolly che era staccato da rete. Bravo Sabella con queste alzate. Sì, da tutta la partita che comunque sta gestendo bene la regia del Bronte. Andronico al servizio su Matteo Bonati, troppo lunga. A tutto braccio Facchetti. Oh, gli scivola il pallone tra le mani a Luca Degli Esposti. 5-6. Tu che dici, Renato? Appestato? E ha accusato anche il numero 3, ci ha detto, Facchetti. è vero. Si è girato verso la tribuna a dire di sì. Inquadrato l'allenatore del Bronte. Andronico al servizio. Forte la schiacciata della Jolly. Sabella in bugger, ci mette una pezza Facchetti. Bonati però out il suo attacco. 5-7 break Bronte. E vediamo di nuovo inquadrato coach Cartillone. Pallone che tocca il nastro, ci arriva Matteo Bonati. Forte l'attacco del di muro. Dionisio per il 6° punto. Si distende Matteo Bonati su questa battuta. Io continuo a non sentirmi, Gabriele. Sì, ci sei però non ti sento. In cuffia, in cuffia. Sì, bisogna alzare un po' il microfono. 6-7 il punteggio. Peppe Orlando al servizio per la Jolly. Sbuccia qui. Ma c'è. Corrono bene
Bronte, poi costruzione Jolly, Oh, forte ma- la schiacciata di Matteo Bonati, mani out ed è 7 pari. Servizio Jolly, Ah, Peppe Orlando si ferma sulla rete e passa di nuovo in vantaggio Bronte. 7-8. penna al servizio. Su C'è Matteo Matteo Bonati, Bonati. ma male. Free ball. Sabella dietro. Out. Out. Smanaccia qui Pacchetti, tenta di chiudere il colpo, ma colpisce male. 8 pari. Luca degli Esposti al servizio. Oh, Oh, schiaccia anche Cartillone. bravo Buona, Matteo. buona la giocata di Matteo Bonati, che permette alla Jolly di passare in vantaggio. 9-8. Chiama formazione Capitan Sabella. Un po' di pausa, un po' di recupero. Un grande ritmo in questa partita. Risultato continuamente altalenante. C'è ancora Luca degli Esposti al servizio per la Jolly. Cesa. Riceve Andronico. Rimanda di là la Jolly, ma c'è buona copertura Oh, doppia, di questa qui questa l'ha Andronico. chiamata questa volta. La doppia. Sì, non è. È un arbitro che lascia correre, molte doppie non sono state chiamate durante l'incontro. Sì. 10-8. Cambio in vista per Bronte. È Esce il solito cambio. Cartillone Sì, ed esce. entra Amato. Sì, solito cambio. Difficoltà in difesa per Cartillone. Luca degli Esposti quindi al servizio per la Jolly, si ferma sulla rete. 10-9. Sabella al servizio. Riceve Matteo Bonati, era un pallone molto corto per lui, non tocca il muro. E quindi di nuovo parità tra le due squadre. Sabella al servizio. Riceve Fabio Remo degli Esposti, cerca e trova Matteo Bonati, bravo Che qua. passa. A tutto abbraccio Matteo per ottenere l'11° punto e per permettere alla Jolly di passare di nuovo in vantaggio. Alla schiacciata dai 9 metri Matteo Bonati, molto teso il suo Andronico, servizio. primo tempo. Bravo degli Esposti a tenere in gioco Fabio Remo in bagger. Dionisio Di Pasquale, buona anche la difesa di Sabella. Out il colpo. Un po' di confusione nel campo del Bronte. Buoni gli attacchi della Jolly a sparpagliare i giocatori del Bronte. 12-10. Break per i 5 frondi.
Ancora Matteo Bonati sempre tesa. Facchetti a tutto braccio, tiene in gioco Matteo Bonati, degli esposti, la alza per Massimiliano Lo Petrone, ma c'è un monster block di Platania. 12-11. Al servizio Amato. Però dietro ha un altro nome se non sbaglio, sai? Palleggi per Amato. Pallone su Max Lo Petrone, chiamato in causa anche per l'attacco. E beffa l'avversario Max Lo Petrone, che in discesa colpisce il pallone, se lo porta con sé. 13-11. Allora, il numero 6, la maglietta è Faletra. Sì. Guarda un po'. Nell'elenco ufficiale c'è scritto Amato, Alberto Amato. Nell'elenco ufficiale non si può mettere un altro nome. Un altro nome. Walter Vaiano al servizio, teso su Amato proprio. Facchetta, ci mette una pezza, poi autocopertura di Orlando. Un po' di conflitto, ci arriva. Presa. Ci arriva, sì. Presa. Out, è in. Lasciano scorrere i giocatori della Jolly. 13-12. Sì, un ottimo recupero qua di Facchetti, Renato. Sì, sono rimasti immobili. Si è disteso Facchetti. Anzi, stavano andando ad esultare i giocatori della Jolly, come hanno fatto la scorsa partita. Come sempre, come la scorsa volta. È una storia vecchia ormai. Platania su Matteo Bonati. Lo Petrone in bugger perché non arriva in tempo degli esposti out l'attacco di Dionisio. 13 pari, di nuovo parità. Serve una piccola sveglia alla Jolly, anche perché Bronte non sta dando il massimo. No, stiamo dando tutto noi. Basta mandare la palla di Bronte, dicono loro. 13 pari. Riceve Fabio Remo. Oh, non si trova con Peppe Orlando. Ma c'è invasione aerea? No. È in. Mi sembrava strano. 13-14. Chiama formazione Dionisio Di Pasquale. Linea di ricezione Jolly, Lo Petrone, Bonati e Remo. Servizio Platania. Teso che si ferma sulla rete. Pareggia la Jolly, 14 pari. A calcio si dice rigore è quando l'arbitro fischia, qua punto è quando l'arbitro fischia. Quindi un po' più di attenzione. Dionisio Di Pasquale al servizio. Buona! La sua battuta spin non forzata. 15-14. De Santis Amato e Andronico in ricezione. Riceve De Santis. Primo tempo Murato, la riprende il numero 15 e la mette a terra. Ma è un pallone accompagnato, sì, si è sentito proprio dal tocco. Che prima di Facchetti. Ha chiamato quella di prima. 16-14 break Jolly. Chiamata in ritardo. Dionisio Di Pasquale al servizio. Vedremo se forzerà l'attacco e la battuta. Sì, su Andronico. De Santis. Buono la schiacciata di Andronico. 16-15 quindi. È da un po' che non vediamo un'azione lunga. Esce Sabella. Entra il numero 7 Ortino. Stavo dicendo, se fosse un toscano si chiamerebbe Cortino, perché Ortino non è tanto Fortino lui, viene utilizzato per alzare Ortino il muro con la C. Facchetti al servizio.
Teso, bello questo servizio degli esposti per Max Lopetrone a tutto il braccio, non c'è il tocco del muro, quindi 16 pari. Se fosse stato il tocco del muro sicuramente l'avremmo sentito, perché il colpo era forte. 16 pari. Servizio Bronte, riceve Matteo Bonati, ci arriva in bagger degli esposti, poi Max Lopetrone colpisce ancora, ma non trova le mani del muro avversario. Passa in vantaggio Bronte, 16-17 in questo quarto set al Palabonini. Facchetti al servizio, pronto? Asciugato il campo Jolly. Battuta molto tesa di Facchetti che mette in difficoltà la ricezione della Jolly. Questa volta ricevono bene. L'Orlando Furioso per il 17 pari. Buono il primo tempo Jolly. Cambio in vista per Bronte, esce Facchetti, entra con il numero 2 Roberto Carbone. Sul 17 pari. Cambio in fase di ricezione quindi per Bronte. Lopetrone al servizio. Spin. Buona! Ace! Bella! Di Massimiliano Lopetrone per il 18-17 e si infiamma il Palabonini. Servono queste giocate alla Jolly per far svegliare un po' la partita. Intanto c'è stato un doppio cambio, Gabriele, non me ne sono accorto. Ancora spin, stavolta out, pallone che non scende. 18 pari. Intanto il numero 2 Carbone. Sì, l'ho già Io non me ne sono accorto. detto. Quindi il secondo alzatore. Andronico al servizio. Mentre si asciuga il campo del Bronte. Riceve Matteo Bonati per la Jolly degli esposti, cerca e trova Dionisio Di Pasquale, Carbone così qui. Mamma mia. Pallone che arriva lo stesso, ma schiaccia completamente out. Ortino, 19-18. Mentre si prepara Peppe Orlando al servizio. Teso si aiuta con il nastro, zona di conflitto pure. Ortino rimanda di là. Walter Vaiana degli esposti per Matteo Bonati. Mette a segno. 20-18. Chiama time out Bronte. Coach Carzillone su questo break Jolly.
squadre di nuovo in campo. Peppe Orlando al servizio. Carbone alza all'indietro. Oh! Ortino mette a segno 20-19. Penna al servizio su Matteo Bonati. Forte la schiacciata di Matteo Bonati, colpisce la testa del muro avversario. Mani out, 21-19. Negli esposti, pallone teso, non riceve benissimo Bronte qui. De Santis, free ball, un po' così. E poi Matteo Bonati. ancora. Grande giornata oggi per Matteo. On fire. Matteo Bonati. 22-19. La grinta di mister Tonino Chirumbolo. Andiamo in ricezione. Andronico si sposta per ricevere questo pallone. Oh! Pallone che torna nel campo del Jolly, degli esposti per Matteo Bonati, ancora chiamato in causa. Carbone. Bravo. Per Ortino, sbuccia le mani di Matteo Bonati. Ed è 22-20 il punteggio. Esce Ortino, rientra Sabella, esce Carbone e rientra Facchetti. Un po' di riposo per i due del Bronte, adesso che sono rientrati in campo, daranno il massimo per cercare di riagguantare il punteggio. Sabella al servizio. Riceve Lo Petrone. Matteo Bonati. Bonati per il 23-20. Che cosa sta facendo Matteo Bonati? Salta tanto Gabriele. Salta tanto e schiaccia forte in questo momento. Proprio Matteo Bonati al servizio per la Jolly. Pallone molto teso su De Santis. Spinge di là Bronte. Dionisio Di Pasquale. Mani out per il Match point 24-20. Gabriele nelle mani di Matteo Bonati. 4 a disposizione come nel secondo set e come nel terzo set. Punteggio sul 24-20. Tutti pronti. Ok, pulito. Si riparte con Matteo Bonati al servizio. Testa di nuovo. Andiamo. È out, è out. Finisce qui al Pallabonini di Cinquefrondi. 3-0 per la Jolly di mister Chirumbolo. Niente da fare per Bronte che aveva vinto il primo set 24-26. Ricapitolando, primo set Bronte 24-26, secondo set 25-20, terzo set 25-21, quarto set 25-20. Abbiamo visto una bella partita qui al Pallabonini di Cinquefrondi. 3 punti per la Jolly. Lo ricordiamo, le due squadre
staccavano solo di un punto in classifica. Vediamo il tuffo dei ragazzi di Mister Chirumbolo davanti ai tifosi del Pallabonini di Cinquefrondi. Vediamo gli appuntamenti della prossima settimana. Ciao! 50 Voilà, salve. Francesco. Ciao a tutti. Un attimo solo, vi mando gli appuntamenti. Prossima La settimana prossima settimana. Eccoli noi qua. saremo in trasferta a Lamezia contro il Raffaele Lamezia alle 18:30. Ci siamo. Siracusa contro Letoianni. Costa Dolci Papiro contro Tonno Callipo Vibo Valencia. Volley Catania contro Volo Saber Palermo. Noi saremo ospiti del Raffaele Lamezia, la capolista. Chissà cosa sta facendo Lamezia contro Letoianni in questa giornata. Scontra il vertice. Aquila Bronte Catania contro Universal Catania, altro derby di Catania. Poi Gupe Volley Catania contro Partinico Palermo. Non ci resta che salutarvi, quindi dal Pallabonini di Cinquefrondi è tutto. Noi mandiamo l'appuntamento la settimana prossima in diretta da Lamezia. Grazie da parte di Gabriele Bonini e di Renato Gallo qui al commento. Arrivederci alla Francesco prossima. Bonini alle riprese Per e alla prossima. il derby di Calabria. Sigla.